Buongiorno e benvenuti ben svegliati a 7 in punto. Questa mattina parliamo di piccola e media impresa e lo facciamo con il direttore di Veneto Sviluppo, Gianmarco Russo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Veneto Sviluppo si è sempre pensato che fosse la finanziaria della Regione Veneto, cioè quella azienda che sostiene le altre aziende in difficoltà, le aiuta, fa in modo di intermediare con le banche per avere i famosi finanziamenti per avviare nuovi progetti, soprattutto da quando le cose sono un po' cambiate e quindi le banche dal 2008 in poi hanno stretto i lacci della borsa e quindi avere un fido, un mutuo per degli investimenti necessitava di una garanzia. Veneto Sviluppo però nel tempo è sviluppato, potremmo usare questo termine, e oggi ha dei veri e propri progetti. Innanzitutto, che cos'è Veneto Sviluppo e come opera? Allora, Veneto Sviluppo è giustamente la finanziaria della Regione, è un'azienda, una società di capitali, la Regione la possiede per il 51%, per il 49% ci sono delle banche, 8 banche importanti a livello nazionale e locale. La finalità istitutiva e di funzionamento di questa azienda è quella proprio di sostenere l'economia e le aziende di questo territorio, prevalentemente le piccole e medie imprese. 3 sono i filoni di operatività, il primo è quello più storico, più consolidato, che appunto riguarda la gestione massiva di quasi 400 milioni di euro di risorse pubbliche. La Regione ci dà quindi un incarico importante, un affidamento. 400 milioni all'anno? No, è la dote, è il tesoretto. In che arco di tempo? Questo tesoretto si è accumulato negli anni. Il nostro compito è gradualmente di fare in modo che questi 400 milioni sono fondi di rotazione, quindi sono soldi che vengono prestati e rotativamente dovrebbero tornare indietro. La finalità è quella di cofinanziare, fare proprio una partnership con le banche, un cofinanziamento agevolato. Quindi fatto 100, il prestito che si fa all'impresa, 50 lo mettiamo noi con questi fondi di rotazione a tasso zero, l'altro 50 lo mette la banca con un tasso che viene commisurato in base al rischio di credito valutato dalla banca. Quindi una specie di sistema leva e Veneto Sviluppo diventa un po' il fideiussore di queste imprese? È un garante ma anche un erogatore, perché proprio dal 2021, quindi questa è una grande novità recente, grazie quindi al legislatore regionale che ci ha dato credito e fiducia anche a noi per poter fare questo, noi prestiamo i soldi direttamente, quindi cofinanziamo, quindi fatto 150 li mettiamo noi, proprio sono soldi che diamo. E devono essere restituiti? E devono essere restituiti senza gli interessi. A tasso zero? Esattamente. Ma come si diceva non vi limitate, no, a questa compartecipazione al finanziamento, alla garanzia, ma realizzate proprio dei progetti, perché l'importante è finanziare sviluppo, cioè fare una leva, una start-up per poi fare in modo che si crei un volano, un indotto e quindi l'azienda, l'impresa possa crescere, possa innovare. Ecco. E in questo ambito c'è il Fondo Sviluppo delle Piccole e Medie Imprese, c'è stato il numero 1 e adesso c'è il numero 2. Di che cosa si tratta? Non è la vendetta ovviamente del numero 1, in realtà è l'evoluzione di un percorso che è iniziato circa 6 anni fa, dove noi abbiamo creduto che il territorio avesse bisogno non solo di un supporto agevolativo, ma anche di un soggetto con appositi strumenti che rischiasse direttamente le risorse investendo nel capitale delle aziende. Molte aziende hanno bellissimi progetti, hanno un'adeguata sostenibilità e prospettive di sviluppo interessanti, però necessitano di essere, tra virgolette, accelerate con capitale esterno, ovvero con un soggetto che diventa il socio di capitale dell'imprenditore in minoranza. Voi trovate il socio? Noi diventiamo il socio, quindi cerchiamo l'imprenditore che ha un valido progetto, che ci convinca che il suo progetto di sviluppo, il cosiddetto business plan, il piano industriale, sia credibile e quindi sostenibile anche finanziariamente. A quel punto, se è sostenibile, decidiamo di ingaggiarci diventando soci di minoranza, mettiamo i soldi, quindi rafforziamo il patrimonio di quell'azienda e dotiamo l'azienda di quelle risorse necessarie per crescere. Fondo Gli sviluppo. utili? Gli utili ovviamente vengono condivisi, diventiamo soci a tutti gli effetti. Questo metodo, anziché appunto fare il puro finanziamento, anche se in una quota parte con la banca, ma essere invece, far parte della società, che è un passaggio non indifferente, è un passaggio che comporta
maggiori rischi, ma anche in questo caso Veneto Sviluppo, come lei ha detto bene all'inizio, è un'azienda, quindi un'azienda che investe. Voi non solo erogate finanziamenti, ma investite in questo modo. Assolutamente sì, peraltro con un aggravante, mi permetto di dire, perché investiamo non solo i nostri soldi, ma essendo quello proprio uno strumento, è un fondo di investimento, investiamo i soldi nostri insieme ai soldi degli altri, perché in quello strumento abbiamo raccolto il risparmio di 30 investitori. Ad oggi speriamo diventino 40 o anche 50, perché la raccolta è ancora aperta, quindi anche un SOS il mio a che altri investitori continuino a credere in noi, ma gestendo i soldi degli altri abbiamo chiaramente l'onore di avere questo incarico, ma anche l'onere di non perdere quel denaro, e in funzione del rischio che accettiamo di prendere investendo nei progetti, nelle aziende, di ritornare il capitale con una congrua remunerazione. Per fare questo tipo di cose, quali sono le caratteristiche in questo momento specifico dove l'economia paga lo scotto di una pandemia e adesso abbiamo anche la novità, perché non potevamo stare sereni per un periodo anche se limitato, adesso c'è quello che è scoppiato tra Russia ed Ucraina. In questo contesto, un contesto di difficoltà che comunque non si può non prendere in considerazione, quali sono le caratteristiche specifiche di una realtà come Veneto Sviluppo? Cioè, come cercate gli investimenti, come cercate le aziende, come affidate, come diventate soci? Ci saranno dei requisiti per far sviluppare Veneto Sviluppo, ma anche sì, le imprese? Ma diciamo intanto che questa attività è molto selettiva. Mediamente un fondo arriva a selezionare una decina di progetti e per arrivare ai 10 progetti mediamente ne vediamo almeno 200, quindi la selettività è profondissima. Quindi il rigore selettivo implica che le aziende devono avere determinate caratteristiche. Di base questo tipo di azienda target deve essere un'azienda solida di suo, che però non necessariamente ha tutte le risorse per fare autonomamente il percorso di crescita in cui crede. Noi siamo l'acceleratore della crescita, quindi devono essere solide, devono avere già una adeguata posizione nel mercato in cui operano, quindi devono avere un prodotto anche innovativo, perché tendenzialmente per crescere bisogna poter andare nei mercati con dei prodotti che vengano accettati e venduti. Di conseguenza devono essere aziende che hanno già le loro credenziali, devono essere adeguatamente solide e noi le rafforziamo. Di base sono aziende però, come dicevo, opportunamente selezionate. Però la velocità con cui le cose cambiano, e la pandemia ce lo ha dimostrato abbondantemente, forse impone che un prodotto che oggi sembrava un prodotto appetibile per il mercato anche nel breve termine possa in qualche modo diventare invece obsoleto e si possano profilare all'orizzonte nuovi prodotti magari nemmeno immaginabili. Si parla tanto di transizione ecologica, che è una parola sì comprensiva ma anche no. Come fare ad individuare magari l'innovazione che in questo momento può essere qualcosa, sì, ma con un punto di domanda, quindi anticipare un po' i tempi credo che sia la chiave di volta in questo momento. È proprio così e bisogna avere anche capacità, tra virgolette, predittiva di lettura di medio-lungo termine. A noi è capitato di vedere una bellissima azienda, si chiama Exor International, un'azienda di San Giovanni Lupatoto. Noi siamo diventati soci col primo fondo nel 2017 e loro avevano un progetto innovativo, forse non così diffusamente percepito. Noi ci abbiamo creduto, questa azienda nel giro di 2 anni e mezzo, 3, ha più che raddoppiato il fatturato, al punto che una multinazionale, quindi un'azienda che opera nell'innovazione tecnologica, per essere chiari, quindi ricade esattamente in quel cluster di innovazione. Che cosa si intende per prodotto innovativo tecnologico, il digitale, l'automazione? Ci fa degli esempi pratici, macchina che va da sola? È proprio il mix delle cose che sta dicendo, nel senso che fatalità questa azienda, uso il gergo inglese, mi tocca, mi corre l'obbligo, ma poi lo riportiamo alla portata, diciamo, loro fanno Human Machine Interface. Cosa sono queste Human Machine Interface? Sono quegli apparati, quei dispositivi, hardware quindi, dei macchinari, dei palmari, che vengono utilizzati per governare attraverso dei software che fanno loro, quindi fanno l'hardware e il software, per monitorare e gestire le linee di produzione in una logica di Industria 4.0, quindi le macchine intelligenti. Quindi loro
che, attenzione, sfatiamo il tabù. Non sostituiscono gli uomini. Bravissima, bravissima, Però, ma elevano le competenze delle persone che devono governare. Elevano anche il numero degli uomini impiegati, oppure lì invece che 10 normali, 4 dobbiamo far super crescere. specializzati. Ma allora sicuramente elevano le competenze. Poi come numero, se le aziende crescono, cresce anche l'occupazione. Quindi ci chiamiamo Veneto Sviluppo, noi tifiamo per la crescita. Quanto è importante, parliamo sempre di risorse umane perché voi siete anche dei formatori, no? Poi alla fine, quanto è importante in un contesto di mercato di impresa attuale anche avere versatilità, cioè acquisire un curriculum di specialità e competenza, ma metterlo a disposizione di aziende, cioè la persona è la stessa, ma il suo percorso, invece che fare carriera all'interno di una struttura, la sua carriera la fa facendo dei salti di realtà. Non so se mi sono spiegata. Chiarissimo. Se dovessi guardare a me, ad esempio, io sono un globetrotter, nel senso che ho fatto qualche giro nel mio percorso professionale lavorativo. Ho lavorato nel settore privato, ho lavorato nel mondo della finanza privata, ora sono nella finanza pubblica, ho avuto l'onore di gestire un'azienda industriale facendo anche un passaggio generazionale, quello di cui si parla tanto. Per fortuna è andato a buon fine, quindi posso parlarne con una certa enfasi. Penso che sia importante perché poi, soprattutto per quello che faccio adesso, dove ci vuole anche una certa vocazione, al di là delle competenze e l'attitudine, il fatto di aver visto diversi ambiti, aver conosciuto la finanza privata, la finanza pubblica e anche direttamente da dentro il mondo dell'impresa aiuta secondo me anche nella sintassi e nel dialogo con i nostri imprenditori. Quanto l'esperienza privata, non per fare un panegirico della impresa privata, però quanto l'esperienza privata che comunque morde ogni giorno e ogni ora può essere utile in quel processo di sburocratizzazione dell'esperienza pubblica, perché effettivamente il problem solving in una realtà privata, cioè il fatto che non hai la sedia garantita necessariamente è uno stimolo, e quanto questa esperienza privata poi portata nel pubblico, un habitus mentale, snellisce e vivacizza, dinamicizza anche l'azienda pubblica. Io penso che ci siano buone pratiche sia nel pubblico che nel privato, questo non c'è ombra di dubbio, nel senso, avendo conosciuto... No, certo, ma quanto è importante il background formativo, no? Penso che sia importante sicuramente, ogni bagaglio aiuta, il fatto di aver viaggiato porta esperienza, nel caso di specie venire dal privato e lambire o comunque interagire col pubblico sicuramente, indubbiamente porta dei benefici, delle competenze, di vantaggi forse. Sicuramente ci sono punti di miglioramento tanto nel privato come nel pubblico, sì, però per me, io sono contento del percorso che ho fatto e penso che mi giovi sicuramente. Oggi sono in Veneto Sviluppo, spero non mi cacino, ma insomma mi ci trovo bene e sento la vocazione. Senta, se le dico FVS SGR, che cos'è? È una bella creatura, è il nostro veicolo, lo spiego sì, in termini proprio pratici, è la società alla quale, posseduta al 100% da Veneto Sviluppo, quindi è una sua creatura, è figlia di Veneto Sviluppo, la società alla quale abbiamo deciso di delegare tutta la gestione dei nuovi fondi di investimento. Quindi, diversamente da Veneto Sviluppo, che prevalentemente gestisce in modo diretto risorse pubbliche, quindi risorse che derivano dal proprio patrimonio piuttosto che risorse della regione, il compito di FVS SGR è quello di essere credibile agli occhi dei suoi soci, ma soprattutto agli occhi dei terzi, degli investitori, perché deve convincerli a ricevere fiducia, quindi il loro risparmio, per poterlo gestire. Quindi è una società di gestione del risparmio. Lancia, quindi crea degli strumenti di investimento che sono comunque dedicati a sviluppare l'economia del territorio, investendo nel capitale delle aziende. Però la missione difficile è convincere il mercato, i terzi investitori, a dare fiducia e ricevere risparmio. Proprio come un'impresa privata? Assolutamente. Lei prima diceva che di fronte a un progetto che viene finanziato si presentano 200 domande e vengono selezionati 10. Essendo una realtà pubblica è molto più facile che si levi la polemica e si dica
perché quelli sì e perché noi no. Quindi secondo me dovete agire in maniera trasparente con tutte quelle che sono le clausole, no? Chiamiamolo così, di un bando pubblico. Certo. Come vi comportate quando appunto arrivano, perché sicuramente io credo che ci siano tante lamentele. Quando non si riescono ad evadere tutte le richieste è inevitabile, però sapevamo, ne abbiamo tenuto conto, chiaramente l'abbiamo messo in conto partendo col progetto, però c'è un mantra fondamentale. Date una linea di comportamento ai 190 esclusi, magari date anche delle indicazioni, o di rivedere il loro piano industriale, o di metterci una pietra sopra, o di innovare il prodotto, o di innovare i tempi di realizzazione, o insomma una consulenza per quanto. Sì, peraltro devo dire che le 190 escluse talvolta sono autoesclusioni, nel senso che l'imprenditore magari, perché attenzione, ricordo che si tratta di operazioni che comportano che l'imprenditore apre la porta di casa sua, l'azienda è casa sua e deve prendere la decisione, che ha un impatto psicologico nella sua vita aziendale, di aprirsi ospitando per 5 anni immediatamente un esterno. Anche perché parliamo di imprenditori che sono titolari di un'azienda, non manager, che è un po' sempre stato un po' il limite, ma anche la forza, se vogliamo, della piccola e media impresa del nord-est. Però al di là delle autoesclusioni devo anche dire che capita anche che alcuni imprenditori che magari non hanno ancora maturato il progetto di impresa secondo le nostre aspettative, dopo 3-4 anni ritornano e sono maturi. Quindi ci teniamo sempre in contatto. Va detto che abbiamo anche altri strumenti che possono comunque essere di supporto, alternativamente a questo che è, diciamo, quello più corposo. Poi c'è una filosofia ed è proprio il motivo per cui, perché è chiara, la polemica potrebbe nascere sul fatto perché Veneto Sviluppo ha fatto questa cosa che fanno i privati. Il fatto è molto semplice. Uno, noi facciamo gli investitori di minoranza. Ci sediamo con gli imprenditori e li accompagniamo e non scippiamo le aziende, le vogliamo tenere qua sul territorio. C'è meno speculazione indubbiamente. Esattamente. Perché essendo l'ambito pubblico è quella che dovrebbe essere sempre la caratteristica del settore pubblico, no? Il profitto sì, ma con crescita, mentre in un'azienda privata il profitto giustamente è l'elemento prioritario. Ecco. C'è un secondo aspetto importantissimo. Come è caratterizzato il nostro territorio economicamente parlando? Noi abbiamo le filiere, tutte queste relazioni di interdipendenza produttiva, no? Abbiamo i rapporti di fornitura, subfornitura. Con la finanza agevolata e con gli altri strumenti più tradizionali noi aiutiamo tipicamente le aziende piccole o medio-piccole. Il rischio però è che l'azienda medio-grande, quella più esposta sui mercati, venga attratta dalle sirene di investitori più speculativi piuttosto che dalla multinazionale e venga acquisita. Dalla finanza più che dall'impresa. E qual è il rischio? Che se decapitiamo quella filiera viene giù tutta la filiera, il rischio si propaga a domino, quindi noi puntiamo selettivamente a quelle aziende, alle capofile di filiera, perché lo facciamo per tenere quelle aziende sul territorio e la filiera. Inevitabilmente questi 10 minuti che mancano alla fine della nostra conversazione le chiedo un'analisi dell'impatto sulle piccole e medie imprese del Veneto di quello che sta accadendo. Da una parte appunto questo momento di crisi, le borse come sappiamo sono crollate, però anche c'è un futuro incerto e le sanzioni legittime, doverose, necessarie di fronte a quello che credo tutti possano condannare come un atto di follia, al netto poi delle reciproche ragioni o dei reciproci torti. Quale potrà essere secondo lei l'impatto di tutto questo scombussolamento, che è reduce anche da un impatto economico non indifferente di 2 anni di pandemia? Diciamo che turbolenza ce n'era già. La faccia della turbolenza. Ce n'era già e diciamo, sicuramente si è amplificata ed in particolare per quelle aziende di cui qualcuna è partecipata dai nostri fondi che lavorano su quei mercati, lavorano in Russia o in Ucraina direttamente. Qui la preoccupazione c'è, nervi saldi ovviamente, chiaramente i ripari, comunque i contatti sono quotidiani, e stiamo a contatto frequentissimo, sistematico con gli imprenditori, con i manager, tutti preoccupati, però insomma saldamente convinti che bisogna trovare le soluzioni ovviamente. Ha feedback di questi imprenditori
perché probabilmente questa guerra, questo attacco alla fine non giova a nessuno, no? Perché parlo del popolo piuttosto che del tessuto imprenditoriale. C'è un feedback che sia un po' l'azione di un uomo contro un altro uomo, che è un po' quello che magari si sta delineando nelle ultime ore, no? Che sembra che il presidente ucraino sia l'obiettivo. Ma il feedback, quello che ritorna dalle nostre aziende, certo. dalle partecipate, ad esempio cito il caso di una partecipata che ha una filiale produttiva in Russia. Mi è stato riferito, e mi sono venuti proprio i brividi quando mi è stato riferito, che il referente, il manager russo, in una video call, in una videochiamata con i colleghi italiani, si è scusato in lacrime. Quindi lo stato d'animo dei nostri uomini in Russia è uno stato d'animo di disagio e di forte preoccupazione e di scusa. Siamo intenzionati a mandare una lettera a lui e a tutti i nostri dipendenti in Russia, perché sono parte della famiglia di questa azienda, per rassicurarli che il nostro rapporto di fratellanza aziendale, siamo parte di un gruppo e rimarremo coesi, ci teniamo vicini a loro, loro sono solidali, ce l'hanno manifestato in lacrime. Per quanto riguarda invece i contatti con, avete anche partecipazione in Ucraina, perché so che ci sono a parte molte ricchezze in quel paese, il granaio d'Europa, ma non solo, l'high tech è molto sviluppato, ci sono anche ingenti risorse minerarie. Allo stato attuale non abbiamo dei punti di appoggio produttivamente parlando, ma neanche commercialmente forti, importanti in Ucraina. Chiaro che quello che si sente è di preoccupazione enorme, cioè le immagini che abbiamo visto sono scioccanti. Tutto questo ha messo in discussione tutto l'assetto economico e secondo lei bloccherà, perché poi parliamo anche di PNRR, no? Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo come potrà in qualche modo ostacolare poi la realizzazione di molti progetti? Perché piano piano no, l'Italia, quindi anche il Veneto, stava riacquisendo quei punti di PIL persi durante i 2 anni di pandemia. Siamo di fronte, secondo lei, a una nuova brusca frenata o ci troviamo di fronte a un reset che, so che magari faccio un discorso brutto, ma l'economia è fatta anche, no, di questo tipo di... Certo. L'economia alle volte trae anche vantaggio dai conflitti bellici, no? Purtroppo, sì. La storia ce lo insegna. Ma diciamo che sul fronte PNRR è una partita talmente importante e prioritaria, tra l'altro finanziata, che non possiamo permetterci, ahimè, distrazioni, malgrado il contesto però è tutta l'Europa che è coinvolta nell'applicazione del PNRR, e questa non è una distrazione, questa è proprio un qualcosa che arriva e inevitabilmente ritarda, perché bisogna occuparsi di altre cose in questo momento. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io spero, intanto devo dire, lo dico a dita incrociate, io mi auguro che una soluzione venga trovata e molto velocemente, e dopodiché comprensibilmente nel bilancio comunitario evidentemente erano state pianificate delle risorse per un piano di ripresa e resilienza del sistema, del continente. Resilienza non a caso. Resilienza sembra non a una caso. parola che un po' non è delle più fortunate. Esatto, infatti ieri ho parlato a un convegno che parlava di sostenibilità ambientale e sociale con grande disagio, devo dire la verità. Ma immagino. Ma io rimango cautamente ottimista, voglio sperare che la ragione e la diplomazia giochino una partita importante, perché solo questo dobbiamo sperare. Voglio sperare che non ci sia una debacle totale nel panorama diplomatico, che si trovi una soluzione. È chiaro che siamo tutti coinvolti, non c'è un continente che non lo sia, dall'Oriente all'Europa e ovviamente alle Americhe e tutto l'Occidente al di là dell'Atlantico, per cui chiaramente è una partita planetaria. Ci mancava solo questo, mi viene da dire. Posso chiederle, si è parlato tra le sanzioni anche quella di bloccare dallo SWIFT la Russia, è possibile secondo lei? Francamente non la vedo facilissima, poi non ho le tecnicalità e i meccanismi sotto mano, non vedo così semplice, devo dire. Sì, perché si mette in gioco tutto un sistema di partecipazione. È un domino, esatto. Quindi effettivamente nessuno può essere indipendente in questo contesto. No, sono troppi settori trasversalmente interrelati, guardiamo il settore dell'energia, le forniture del gas, insomma, so che piove sul bagnato al contrario, nel senso che già abbiamo una dinamica di costi
per le famiglie e per le imprese dell'energia che sono arrivati oltre i limiti della tollerabilità, immaginiamo se dovessero chiudere i rubinetti, cioè diventa uno scenario che non voglio neanche immaginare. A proposito di energia e a proposito appunto di prodotti innovativi, si parla molto, si è tornato a parlare molto in questo periodo del nucleare pulito, no? Cioè l'Italia che deve trovare delle fonti alternative perché non può dipendere dagli umori internazionali. Si è parlato di trivellazioni in Adriatico laddove siano possibili e si è parlato anche di un mini nucleare, chiamiamolo così, pulito. Dalla parte di una realtà come Veneto Sviluppo, questi ambiti sono ambiti in cui vale la pena tenere l'occhio vigile oppure sono delle belle ipotesi ma difficilmente percorribili? Cioè, come vede il futuro energetico del nostro Paese? Ma allora diciamo che dal punto di vista di quella che è la storia dello stato di fatto, il fotogramma di oggi, il nostro Paese è un hub di importazione, quindi evidentemente non abbiamo capacità di autoproduzione di energia. Sicuramente il programma sfidante delle fonti rinnovabili è partito già da tempo, io per primo anch'io ho i pannelli fotovoltaici a casa, ma questo non significa che il mio contributo alla capacità produttiva energetica sia determinante, ci vuole molto di più, ci vogliono le centrali. Anche molto di più del 110% che ha aperto anche un po' una voragine, esatto, per altri aspetti. È chiaro che Veneto Sviluppo sicuramente, se ci sono dei progetti meritevoli che chiaramente hanno un impatto di un certo rilievo sulla capacità produttiva di energia e sulla sostenibilità ambientale, li ha guardati, ad esempio cito il caso dei famosi hydrobond, cioè abbiamo fatto un intervento strategico 6 o 7 anni fa dove abbiamo reperito 150 milioni di euro per rifare le reti dell'acqua, che è un altro tema. Certo. Parlando di risorse naturali. Risparmio idrico che esatto. Con tutti i colabrodo degli acquedotti. Abbiamo un po' di buchi sulla rete. Esatto, e se parlo di rigassificatore, che insomma sì, è un altro frutto della regione di qualche tempo fa. Sì, ma... lì noi di fatto la storia, un po' ho lavorato nel settore, quindi qualcosa ne so, diciamo che ante rigassificatori il gas proveniva da dei tubi. C'erano dei punti di ingresso da Tarvisio o altri Passo Gries o altrove, avere sostanzialmente una cisterna, un serbatoio dove far approdare delle navi che continuativamente possono, diciamo, rappresentare una fonte ulteriore di entrate. Che magari arrivano da altre parti rispetto alla Russia anche? Esattamente. Magari dall'Algeria? Esattamente. Tant'è che c'era tra l'altro un progetto anche di un tubone sottomarino. Sì. Dall'Algeria, il famoso Sonatrach, effettivamente è infatti così. La Spagna in questo è un po' più avanti, no? Non ha il rifornimento dall'Algeria loro, però sono anche più vicini all'Algeria. Sono più vicini, effettivamente, sì. Cioè, è un ragionamento che va fatto evidentemente, perché dobbiamo comunque trovare fonti di provenienza alternative e soprattutto avere anche punti di stoccaggio, c'è poco da fare. Siamo in chiusura, dei giovani con delle buone idee possono rivolgersi a Veneto Sviluppo o devono prima concretizzare un'impresa per poi arrivare a voi? La buona idea dovrebbe essere accompagnata anche da un qualcosa che si costruisca, si plasmi in una forma di impresa anche individuale, ovviamente, non deve essere certo, una società. Se piccole e medie imprese. Una piccola, infatti l'impresa individuale è a pieno titolo un'impresa, esatto. Eligibile, quindi se il progetto è meritevole e c'è una forma giuridica finanziabile, noi lo guardiamo. Bene, quindi insomma c'è un messaggio anche a chi ha buone idee, perché sono le idee, no, poi che accendono il mondo. Io ringrazio Gianmarco Russo, direttore di Veneto Sviluppo, ringrazio voi questa mattina che siete rimasti con noi a parlare di economia, a parlare anche un po' di geopolitica, a parlare di presente e futuro del nostro mondo. Grazie e arrivederci. Grazie.